Bene, allora eccoci tornati in studio per la nostra rubrica Memento. Questa sera parliamo di salute, ma parliamo soprattutto di chi segue la nostra salute, cioè i medici di base. Ma ne abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, non solo dei medici di base, ma anche il problema degli specializzandi, ma siamo arrivati a un momento, possiamo dire, di svolta, perché sono sempre di più i medici che stanno andando in pensione e non c'è la forza che li... Allora, ci sono gli studenti laureati, non siamo riusciti a inserirli tempisticamente in tempi giusti, per cui ci troviamo un vuoto, no? Tra quelli che devono arrivare specializzati ed essere inseriti e quelli invece che vanno in pensione. Questo calcolo è un calcolo elementare, abbastanza facile da prevedere, quindi non c'è niente di improvviso, di caduto dall'alto, basterebbe soltanto che una organizzazione dello Stato, questo Stato che dice di esserci ma spesso è latitante, prendesse delle decisioni, e in questo senso abbiamo un ospite che ci racconterà meglio quello che sto dicendo io. Certo, abbiamo con noi il dottor Domenico Crisarà. Buonasera dottor Crisarà, grazie di essere qua. Per i nostri telespettatori, lei è il segretario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale del Veneto. Allora io, dicevamo un po' quella che è la situazione. È così? È una situazione difficile? C'è un errore di programmazione? Cosa sta succedendo? Allora, ad oggi sta diventando una situazione difficile, che è una situazione in continuo aggravamento, però nasce da una totale distrazione nella programmazione di quello che sarebbe successo. Allora, non è, come diceva il professore prima, non è qualcosa che nasce dall'oggi al domani, cioè soprattutto i pensionamenti non sono prevedibili. Esatto, è la cosa più prevedibile che esista al mondo. E in genere in uno Stato che si rispetti, che programmi soprattutto cose delicate come l'assistenza sanitaria, queste cose si guardano nella prospettiva di 10, 15, 20 anni. E infatti noi, come Federazione dei Medici di Medicina Generale, questa situazione l'abbiamo rilevata soltanto nel novembre del 2002, cioè già nel novembre del 2002, quindi 17 anni fa, incrociando due fattori molto banali, cioè il numero dei pensionati, in cui il nostro ente previdenziale aveva fatto una curva gaussiana per prevedere la sostenibilità delle pensioni, bastava sommargli sopra la curva dei diplomati, cioè è una banale addizione o sottrazione, e già all'epoca era chiaro che il 2027 ci sarebbe stato il disastro con 14 milioni di italiani senza medico di famiglia. Ecco, lei gentilmente ci ha prodotto il documento originale. Ecco, la regia mi dice che è pronta, anche la regia, gentilmente il titolo non è corretto per questa parte della trasmissione. Ecco, il dottor Crisarà non ci spiega il messo. Come vedete, la gaussiana era quella, cioè la curva, diciamo, a collina, era quella ufficiale dell'ENPAM, e se guardate la data in alto 2 novembre del 2002, certo, 30 novembre 2002, quindi 17 anni fa, e quella era la curva, ha un nome preciso, si chiama la curva di Pizzini, che è la curva dell'ex vicepresidente dell'ente, serviva per calcolare il numero di medici in uscita in base alle classi d'età. Certo, no? Ci sono i 65 anni, 60, perché da 68 in poi si può andare a cosa, quindi vedete ci sono le classi d'età dei medici e l'anno in cui sarebbero andati in pensione. Avremo l'apice 2024 e poi a calare fino al 2028. Quindi questo è l'andamento delle pensioni. Sopra, con un gioco banale, facemmo il conto di quanti sarebbero entrati nello stesso periodo, cioè fino al 2021, quindi fino a dopodomani, di quelli che avrebbero fatto il corso di medicina generale. Quindi praticamente, come vedete, ne
avanzano, tra virgolette, circa, abbiamo 25.000 uscite nel 2021 rispetto a 20.000 entrate. Quindi, facendo un numero banale, che ogni medico di medicina generale può assistere in media in Italia 1.200 persone, basta moltiplicare 20.000 per 1.200 ed hai il dato dei medici che mancheranno. Quindi non è che ci vuole uno studio di statistica, bisogna andare alla Quindi Bocconi. quanti italiani saranno senza assistenza nei prossimi anni? Alla fine di quella gaussiana c'è il rischio che rimangano 14 milioni di italiani. Tanto per portarlo dentro nel nostro ambito, e questi sono dati molto più recenti, nel 2028, quindi praticamente domani mattina, tenendo conto che per formare un medico di medicina generale dalla laurea, cioè dall'iscrizione alla facoltà al corso, cioè ad essere medico di medicina generale, ma per normativa europea, non per normativa italiana, ci vogliono 9 anni, no? Quindi il 2028 è domani, noi avremo a Padova su 1 milione di abitanti 400.000 abitanti senza medico di medicina generale. Quindi diciamo che le previsioni che ha fatto, o chi ha il compito di fare queste previsioni non le ha fatte, e quindi mette in crisi un paese e soprattutto mette in crisi una facoltà che è quella di medicina, che sta sfornando delle intelligenze molto buone, ma che non troveranno poi sufficiente sbocco nella professione e non saranno in grado poi di assumere quelle responsabilità che invece è giusto che si prendano, perché sono laureati, sono diplomati e quindi devono lavorare. Infatti anche il problema della polemica sul numero chiuso della facoltà di medicina è assolutamente strumentale. Certo. Perché non è vero che in Italia non ci sono medici sufficienti perché c'è il numero chiuso. Noi in questo momento abbiamo circa 12.000 medici formati, laureati, ma che sono rimasti fuori perché il numero delle borse di studio per le specialità o le borse di studio per il corso di formazione specifica in medicina generale non è sufficiente per questa cosa. Tanto per capirci, le facoltà italiane laureano circa 12-13 mila persone l'anno, le borse di studio sono circa 8.000, tranne quindi quest'anno è stato aumentato a 10.000. Sì. Quindi c'è lo chiamano imbuto formativo, in cui praticamente noi laureiamo una quantità di gente e anche di grande qualità, che poi sono quelli che se ne vanno all'estero, Sì. Però poi non gli diamo la possibilità di completare il corso di studi e quindi poter diventare operativi. E si vanno a cercare delle soluzioni questa è la parte importante, no? Perché oggi i cittadini che si trovano col medico di base che va in pensione iniziano a cercare e magari appunto trovano suoi colleghi che sono già al numero massimo di pazienti. Bisogna tenere conto che in questo momento rispetto a noi lavoriamo su 2 sistemi, quello dell'ottimale e quello del massimale, cioè viene inserito un medico nel Veneto ogni 1.300 abitanti o una frazione di 7,50, ma ha la possibilità di acquisire fino a 1.500 scelte. E qual è il problema? Il problema è che andando in pensione i medici, noi siamo già in media nazionale, cioè noi in Veneto abbiamo 1.300 pazienti a testa in media, quindi gli spazi ci sono ma sono ridotti. Ma la cosa grave che sta succedendo è che proprio nelle aree più distanti, le aree più rurali, le aree montane, ma perché molta gente non si ricorda che il Veneto ha anche le isole, quindi Burano, Murano, queste zone, le zone del Basso Lodiggino, che sono zone, come dire, disagevoli e disagiate, come il Bellunese, ovviamente essendoci carenza
di medici, il medico è più attratto perché è un essere umano, poi tra l'altro ora è cambiata l'approccio di qualunque medico, sia ospedaliero che medico di famiglia, in cui il sacrificio personale è un po' più limitato rispetto al passato, e chiaramente io potendo scegliere tra avere 1500 pazienti in centro a Padova o 1500 pazienti dispersi nel Cadore, magari su 3 ambulatori, con la neve che comincia a novembre, credo che è normale che preferisca venire a Padova, certo. e quindi sono le aree più disagiate, sono le prime a quelle che risentono di questa problematica. Bene, cosa succederà adesso? Un'ultima cosa. Noi perché il cittadino è preoccupato. Come associazione stiamo lavorando molto a livello nazionale, oltre che a livello regionale, per cercare dei nuovi sistemi. La prima cosa da fare è aumentare la possibilità di acquisizione di scelte da parte del medico, ma che non può essere fatta se il medico non lavora dentro un'organizzazione. Cioè pensare di poter assistere, come hanno fatto in Lombardia, perché già in Lombardia hanno portato a 1.800, però averlo portato a 1.800 senza dargli dei supporti di tipo organizzativo, parliamo di segretari, di tipo infermieristico, è semplicemente follia, si peggiora solo il sistema. Allargo l'area di competenza, per esempio sul bellunese, faccio fare più chilometri al medico ottenendo risultati che poi... Molto minori, perché noi dobbiamo anche tenere conto che la qualità del nostro lavoro non è data dal contenitore, no, è data dal contenuto. Certo. E il peso del contenuto sta diventando sempre più importante, perché quello che sta aumentando è l'aspettativa di vita, quindi la cronicità, la non autosufficienza, cose molto più impegnative del passato, e quindi c'è bisogno di un'organizzazione che sostenga questa cosa qua. Quindi nell'immediato riuscire a riorganizzare il servizio dando supporti. Adesso in queste ore è in discussione nella legge finanziaria un finanziamento di 235 milioni di euro per fornire ai medici di medicina generale delle apparecchiature ormai portatili che gli consentono di fare elettrocardiogrammi, ecografie, spirometrie, tutte quelle cose che possono completare l'iter diagnostico senza andare a gravare su altre strutture tipo gli ospedali. Anche perché in alcune zone gli ospedali sono molto distanti, esattamente, c'è una difficoltà da parte del paziente di andare... Perfettamente, quindi se noi con la giusta riduzione e ripensare le strutture ospedaliere, è necessario che il territorio sia dotato di strumentazione che mi metta nelle considerazioni, uno, di valutare immediatamente il paziente, no? Questi li presenteremo a breve anche al Presidente Zaia, li abbiamo presentati in giro per l'Italia, sono degli affaretti incredibili, in cui con la dimensione di meno di un cellulare viene poggiato sul petto e fa un elettrocardiogramma a 12 derivazioni, che io posso immediatamente leggere sul tablet, e nel momento in cui ho un dubbio schiaccio un tasto e il centro di riferimento mi manda la risposta di secondo livello. Quindi stiamo parlando di tecnologie che vengono finanziate con questa, quindi ci stiamo muovendo su questa cosa, però è chiaro che bisogna investire anche sulle persone. Tenete conto che mentre uno specializzando in universitario viene retribuito nel suo corso di specializzazione con 2.000 euro al mese circa, esentasse, un medico di medicina generale incompatibile con tutte le altre attività, uno che sta facendo il corso di formazione, viene retribuito con 800 euro al mese lordi. Quindi, follia. Follia. Quindi voglio dire, se il rapporto dell'Ocse che è appena uscito
sulle sanità europee, ha detto che ha fatto le lodi della sanità italiana come migliore sanità in Europa, e poi conclude in 12 righe, perché sono 12 righe, ma per noi sono importanti, dice: tutto questo non sarebbe stato possibile senza la qualità del lavoro della medicina generale in Italia, del medico di famiglia in Italia. E allora ritengo che la politica qualche riflessione lo debba fare. Velocemente e in senso positivo. Allora, supplichiamo il Ministro, in questo momento chi è responsabile di questo? No, devo dire guaio? che il Ministro Speranza è un Ministro che ha inteso molto, tant'è che questo provvedimento, cioè lui è entrato in funzione in settembre e i primi d'ottobre già aveva mandato, metà ottobre aveva fatto il provvedimento, quindi ha capito subito. Il problema è assonare un pochino le regioni, e fare sì che si capisca che deve finire il periodo dei tagli lineari sulla sanità, perché la diminuzione delle specialità fa parte di quel discorso dei tagli lineari, e la sanità non è un deficit, ma è una grande opera italiana, tutta la sanità, che ha il valore, è molto più valore della TAV, molto più valore del ponte dello Stretto di Messina, molto più valore di tante cose, e allora quindi produce PIL, perché produce PIL. E allora regioni che sono titolari tutte le regioni, e perché non va bene più che parliamo di Veneto, Lombardia, cioè tutte le regioni, lo Stato devono cominciare a ripensare alla sanità come una grande azienda che produce benessere e ricchezza al Paese. Noi abbiamo dato questa ulteriore informazione sulla sanità veneta e italiana e speriamo che, anzi siamo certi che il governo riuscirà a fare dei provvedimenti per tamponare questa falla che sta avanzando, per mettere in condizione intanto la sanità di essere quella che deve, giustamente è arrivata al livello italiano della sanità, ma soprattutto perché non succeda ancora una volta che a soffrire devono essere i medici o i pazienti. Ma soprattutto i pazienti, perché il medico continuerà a fare il suo lavoro, il problema è la risposta che si darà alla gente. Un'ultima cifra per capire la dimensione del problema: non sono studi nostri, sono anche studi della CGIA di Mestre. I medici di famiglia di questa regione, i 2.900-3.000 medici di famiglia, hanno normalmente, il dato è del 2000, è un po' vecchiotto, che è del 2017, hanno 47 milioni di contatti all'anno, solo in Regione Veneto. Dobbiamo fermarci qua perché il tempo è tiranno. È tiranno. Ecco, vorrei dare un annuncio che oggi è stato premiato il professor Ancona per la sua attività ormai pluriennale e per la sua capacità anche di far crescere dei buoni medici capaci in una chirurgia così difficile come quella dell'esofago, e in generale perché ancora adesso lui è avanti nei tempi, sta facendo esperimenti ulteriori nonostante l'età che ha, e speriamo che ci mantenga in buona... Eccoci qua. Lo vediamo allora, alle spalle. Vogliamo far vedere il servizio, visto che l'hanno individuato, è andato in onda per il telegiornale, se ce lo ripropone in audio. Per 2 giorni Abano diventa il centro della chirurgia digestiva, merito della prima edizione del congresso Master of Surgery, che riunisce l'hotel Alexander Palace i massimi esperti nazionali del settore. Dall'esofago al colon retto, passando per stomaco, pancreas e fegato, diverse sessioni per analizzare quanto fatto fino ad ora, nonché gli sviluppi futuri della medicina e della scienza in materia. Che obiettivi perseguite? Di presentare tutto ciò che c'è di nuovo a servizio del paziente, e cioè le camere operatorie ibride con le TAC incorporate, le camere iperspettrali, il verde indocianina, tutti quei metodi che servono per ridurre i volumi di resezione in caso di malattia tumorale, cioè di ridurre l'impatto della chirurgia nella malattia.
Tra i relatori anche il professor Ermanno Ancona, tra i massimi esperti nazionali della chirurgia esofagea, che ha incentrato la sua relazione sugli insuccessi della chirurgia contro il reflusso gastroesofageo. Ho operato 170 pazienti per patologia da reflusso, però il 30% di questi erano reinterventi su operazioni precedenti andate a male, qualcuna di Padova, ma la grande parte proveniente dal resto del paese. Eccoci qua, siamo Bene. rientrati. Grazie. Allora, grazie al dottor Domenico Crisarà per essere stato con noi. Invece per i telespettatori un breve break pubblicitario, torniamo subito e parliamo di questo nuovo fenomeno, il fenomeno delle sardine, di queste manifestazioni di piazza che tra l'altro proprio nella giornata di domani saranno radunate a Roma, dove sembra siano attese 100.000 persone, ma ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco.